Eccoci rientrati in studio e partiamo con la sigla del mio emigrante. Arriva dalla Colombia, ha un nome quasi da musicista, insomma, perché si chiama Luis Miguel Perea Castrillón. Ti è piaciuta la pronuncia? Mi encanta. È un vescovo ed è qui con me, un vescovo della Chiesa anglicana. Salve a tutti, ciao. E mi ha fatto penare tantissimo per le notizie. Mia grandissima ecco, colpa. Incomincia a dire mea culpa, perché in realtà io devo fare anche un salutino a un carissimo amico che si chiama Salvatore Cimmino ed è l'ospite che doveva essere oggi in trasmissione, però c'è stato un cambio di programma all'ultimo momento perché tu oggi potevi e io non mi potevo perdere questa occasione. Grazie Ti volevo assolutamente nel nostro studio perché tu hai una storia molto particolare e poi sei vescovo ma della Chiesa anglicana, quindi hai anche una famiglia e su questo insomma per noi una novità. Sì, una novità sì e no, nel senso che per chi non lo sa gli anglicani possono avere una famiglia. Non portiamo una croce, portiamo due. Ecco. Con la moglie. Esatto. Poi lui è molto simpatico e devo dire che la prima cosa che mi ha detto quando ci siamo sentiti, e questa la voglio raccontare perché così mi tolgo anche dall'imbarazzo mio personale, ha detto come posso fare per nascondere le mie orecchie e io ho detto guarda non ti preoccupare, ce l'ho pure io. Siamo fratelli di orecchie, un po' a sventola, però ci fanno simpatici, no? Ce lo diciamo da soli. Una cosa bella. Tu hai un percorso particolarissimo, perché quando ti ho chiesto come ti è venuta la vocazione, mica ti è venuta così all'improvviso, tu mi hai detto no, mi è venuta proprio così all'improvviso. E allora io parto come faccio con tutti, anche se con te ho un po', no di imbarazzo, no, però si sente che insomma porti questo abito particolare, tra l'altro il colore che sta benissimo a me, l'ha detto la mia armocromista Lorita Marra, la salutiamo, questo abito comunque diciamo, lo sento in qualche modo, no? Sono stata educata in un certo modo e quindi si sente. Noi andiamo subito però con la prima foto che ti rappresenta e così iniziamo a raccontare la tua storia. Oh signore, quelle importantissime non me le hai mandate quando già avevamo chiuso tutto il materiale. Compiuto. Esatto. Che foto è questa e dove sei? Quella foto lì è quando, perché dovete sapere che io porto il nome Luis Miguel per Luis Miguel Dominguín, il grande torero. Pensa, e quindi lì facevi... E quindi mio padre ha detto, quando avrò un figlio maschio sarà torero come Luis Miguel. E questo era il mio destino. Difatti io da piccolo mi hanno portato alla scuola, nella mia città. E quindi nei primi 3-4 anni della mia infanzia ho fatto questo percorso, finché c'è stato un vitellino così piccolino, che mi ha preso, mi ha girato come un calzino. Perché c'è una scuola di torero come qui, facciamo la scuola di calcio, se ho capito bene. In Cali, nella mia città, va... probabilmente tra le tre più importanti piazze per lo sport. Sono curiosa di come funzionava la scuola, cioè il corso. Andavamo lì da piccolini perché, come sapete, il torero inizia a fare la sua carriera verso i 15-16 anni, quindi tu ti devi formare da piccolo. Quindi prima facciamo con le ruote. Da che età sei andato? Perché lì dai 5 anni. Ecco, chi facevi l'allenamento? Con chi ti allenavi? È una scuola seria, consolidata. Ti buttano prima le ruote, le gomme. Ah, quindi lì era proprio a scuola? Erano i primi passi. Anzi, credo che quello è stato il giorno che ho fatto la prima volta. Quindi la ruota fungeva era la prima parte, sì, toro. Poi man mano che si va avanti, va una bici con la testa del toro, viene uno e te la spinge e tu impari a fare tutte le mosse. Pensa poi alla cultura diversa. Certo, vabbè, però stiamo parlando. No? Certo, era molto sentito nel passato, prima di tutta questa la cosa della violenza, perché la tauromaquia in sé porta con sé tanta arte, no? La musica, i vestiti. C'è una Ma sorta secondo me, rituale. come poi tutte le cose, quando poi si esagera bisogna purtroppo mettere un punto. E forse si è esagerato, non era solo più diciamo che fino a 20-30 anni fa era una cosa molto sentita. Poi pian piano stiamo cominciando a capire che si può fare anche senza far male ai tori.
Cioè, quindi Però, si inizia proprio presto. sì, però vi dico, c'è stata la vendetta perché l'animaletto quello lì mi ha girato come un calzino ed è finita la mia carriera. A che età è finita? Avevo 8 anni, ho Quindi detto ciao, mai più. col primo animale, Il diciamo, primo toro? confronto con Vitellino era un toro, sì, cos'era? era un vitellino piccolino. Cioè E, proprio, e era già la ti ha prima steso? esperienza. Io ho Ti- detto grazie mille, credo Perché che non sia la mia a te non strada. andava di fare questo? No. Mm. E quindi la vita è Cioè andata l'avevi avanti. fatto solo perché lì era tradizione e i tuoi lo volevano? Beh, un po' perché cioè, a quell'età uno può definire voglio fare, non voglio Mm. fare, voglio essere o Però non essere. istintivamente non ti piaceva? In quel momento lì no. No. Col passare degli anni uno impara ad amare tutto il rituale che c'è intorno a questo, la musica, il passo doble, l'energia che si vive. Durante un periodo mi ha accompagnato perché fa parte o faceva parte della nostra cultura. E questa è la tua vita che parte già, diciamo, abbastanza importante, Bastante con delle importante, esperienze pazzesche. Andiamo con potenti. un'altra foto? Sì, andiamo con un'altra foto. Ah. Sì, come sono figlio unico, allora i miei facevano in modo di mettermi in Guarda, quanta sempre di attività là, possibile, Luis, no? Ciappalo un altrimenti... po' con, sì, con sì, ma tanto Ale. lui guarda, ci vede, non ti preoccupare, altrimenti diamo le spalle a Ah, sì. casa. Mi mettevano in queste attività gruppali, no? Quindi lì sto facendo il lupetto, quando ero Uno piccolino, scout. sì, con gli scout. Quindi tu Ero da piccolino, piccola hai piccolino. fatto tutto proprio perché eri figlio unico. Un po' si Sì, usava che questi figli unici, no, avevano più possibilità anche economiche, i genitori con un figlio solo rispetto a 4, 5, 6, all'epoca a anche voglia. un po' più figli, no? Come si Sì, fa da noi al sud. sì, 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 tal quale. Magari 7-8 figli non si riusciva a far fare tutte le attività, infatti un figlio solo si scaricava anche un po' tutto su qui. Sì, Di che cosa si occupavano i tuoi genitori? questa è una cosa interessante perché la mamma ha impegnato tutta la sua vita a una istituzione per bambini della strada. E diciamo che a te è incominciato a scattare qualcosa? Mi credi, no? No, Cioè, nemmeno, no? il fare del bene sì, Sì. però la vocazione vera e propria no. No, eri ancora uno scapestrato, si può dire? Fare del bene, Eh, stare soprattutto con questi bambini della strada, sai, io andavo a scuola, tornavo, invece di andare a casa mia, andavo in ufficio aiutare a mamma. aiutare la mamma e stavo con loro. E invece papà di che si occupava? Mio padre ha fatto il falegname per moltissimo tempo, quindi la parte pratica della casa era lui. Era lui. Però c'è stato un po' coinvolta tutta la famiglia. Andiamo con un'altra foto, così ti raccontiamo anche attraverso le foto che mi hai mandato. Mm. Questa Qui è la famiglia la tutta. nonna che sta accanto a me e la zia nonna, la sorella. Tu quale sei? Quello con la canotta? Quello con i muscoli belli Eh, marcati, E lei è la quella nonna materna o paterna? materna. Dietro c'è uno zio. E dove state lì? Che state Lì stiamo facendo? andando, sapete, la mia città è molto vicina al mare. Mm. 2 ore e siamo sul mare. E quindi siamo andati a fare una gita. Una bella famiglia anche allegra, unita, allegra. Sì, sì, devo dire che la nostra famiglia più che consanguinea è una famiglia molto allargata perché poi col passare del tempo la famiglia cresce con le persone che entrano nel nostro cerchio. Però devo tanto della mia formazione da piccolo piccolo alla nonna. La nonna faceva le buste di carta con il giornale a quei tempi per portare alla tenda, al negozietto del quartiere. Ah, Quindi la gente andava, dammi 1 chilo di patate. ah Non è come da noi si oggi. chiamava UQOP. Ecco, Sempre col giornale si sì, faceva. il cartoccetto lì. Esatto. E quindi, siccome la mamma stava sempre nell'istituzione, mi lasciavano molte volte con la nonna e la nonna, guarda, metti da parte il giornale che c'ha i disegnini, metti da parte quelli disegnini colorati e quelli che sono bianco e nero. E così mi tenevano tutto il tempo. Quindi diciamo ti faceva partecipare praticamente, Sì, che vuol dire tanto per un bambino mamma poi mia, io ho amato tanto impegnarsi. la nonna Anna per questo. Ho imparato le prime lettere, le vocali, tutto per lei, perché mi diceva, vedi questo cerchietto, cerca tutti i disegni che hanno il cerchietto, quella è la O. Come si chiama? O. Ho imparato a leggere a 4 anni per questo, per la nonna. È stata importante per Sì, è te. fondamentale per me. Andiamo con un'altra foto. Che Oh foto, signore, guarda quanto sono bello lì, le orecchie proprio. Allora, quello là con la cravatta è mio padre, poi mia mamma con la collana
e dietro due delle signore che collaboravano alla casa, alla struttura, per una struttura che accoglie 50 bambini fissi mattino e sera e 50 altri che stanno solo durante la giornata e vanno a dormire a casa loro. E quindi lì eravamo in un anniversario della... Perché partecipavano anche le persone, facevano volontariato anche altre persone, erano gruppi di Molti persone? facevano volontariato, però questa cosa noi siamo riusciti a coinvolgere il governo, lo Stato. Quindi era anche proprio Subvenzionata, una cosa molto seria. Da lì è uscito un sindaco della città e sono usciti molti, perché le accompagniamo da quando arrivano, 7, 8 anni, dipende l'età, fino possibilmente all'università. No? L'università. Addirittura. Si trovano le borse di studio, si spinge il ragazzo ad essere miglior persona. Quindi indipendente sul serio, perché a volte quando lasciano questi ragazzi a 18 anni, sai, 18 Nulla. anni sembra che sei grande, però alla fine... No, e soprattutto che erano ragazzi di strada, no? Proprio che arrivavano lì senza nessuna speranza. Quindi ho avuto fratelli di tutte le categorie possibili e immaginabili. C'è uno di questi ragazzi che ti è rimasto nel cuore? Tanti. L'anno scorso, dopo vedete la foto, sono stato finalmente dopo tantissimo tempo in Colombia e ho visto ragazzi con cui siamo cresciuti insieme e hanno fatto tante cose. Quello che fa il sindaco, perché che poi ha fatto molti il sindaco, avevano la tua età, ti trovavi certo, ragazzi della tua età? Io sono stato proprio uno di loro, letteralmente. Certo. Andiamo con un'altra foto che ti voglio raccontare anche attraverso le foto. Arriva. Questa mi hai dato 2 foto vicine, io te le ho messe tutte e 2 perché ci sarà un prima e un dopo, magari lo stesso luogo, non so. È forte perché in quella sotto facevo il missionario e lì non volevo tanto, cioè avevo deciso che non volevo fare il prete, solo il missionario. Sono in los Llanos Orientales, c'è un reverendo, il reverendo César, che è di quella zona, che adesso sta con noi nella chiesa, è vicario per la Spagna, e io sto laggiù con i bambini. Ed è troppo forte perché col passare degli anni adesso sto con la mitra, con tutte le vesti di vescovo, però la posizione non cambia, vedi? Guarda, non ti guardare là, guardale sempre da un'altra parte, altrimenti mi vieni brutto. Poi mi dici che è colpa mia. Hai detto, no, allora, io devo venire bello. Allora, poi mi hai detto che a un certo punto avevi 24 anni più o meno. Sì. Che cosa è successo? È successo che mi hanno invitato a un gruppo di giovani a suonare la chitarra. Amici miei della parrocchia, E allora arrivo lì, non c'erano sino vecchiette a pregare il rosario. Arrivo lì, ormai ero dentro con la chitarra in mano, mi hanno visto, mi hanno fatto il gesto di entrare, non potevo tirarmi indietro. I miei amici sono rimasti fuori, sulla strada, a farmi i gesti perché mi stavano prendendo in giro. Invece proprio lì, quella sera, quel martedì, durante quella preghiera ho sentito la testimonianza di 4 ragazzi, giovani come me. E lì è scattato qualcosa? E lì, innanzitutto, ascoltando la chitarra che non la suonavo io, la suonava uno di loro. Ed era, ti giuro, come se fossero gli angeli a suonare. Allora, qualcosa si è mosso dentro di me e uno di loro diceva, sai, io vivevo solo per i soldi, per le cose materiali. E a quell'età dicevo, quello sono io. Poi un altro dicevo, io vivevo solo per le feste, per la vita del mondo, Caspiterina, sono io. E così hanno cominciato a togliermi tutte le mie sicurezze di quell'età. E quella sera ho detto, ragazzi, io sento che voglio andare con voi. Che voglio fare di qualcosa di più grande. E qui secondo me ci sta proprio bene una canzone che hai chiesto tu. Che Alex Paravano ti segue. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai saputo mai, non vera così grande, così grande. Grazie, Grazie proprio Alex. Come se fosse per Gesù. E dopo che cosa è successo?
È successo che tra Beh, me hai gli e occhi lucidi, quindi vuol dire che qualcosa abbiamo no, scatenato tra in molte te. difficoltà perché era una zona molto depressa della Colombia. C'era la guerriglia, c'era il narcotraffico, c'erano le malattie che ti puoi immaginare, la malaria, eccetera. Ho fatto la filosofia. Però a un certo punto del percorso ho sentito che il mio richiamo era più a fare il missionario che a fare il prete. Quindi ho smesso e quella è la foto che abbiamo visto prima, stavo solo con le comunità senza studiare, avevo interrotto la filosofia. Poi viene una borsa di studio. Sei tornato a casa e hai detto a mamma quel giorno Ah, famoso, ok, torni a la casa. racconto, sì, 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 Beh, sì, perché sì. questa è, diciamo, secondo Sì, è me, il fulcro. certo, della tua vita. Torni a casa e dici a tua madre, comunichi a tua madre che hai due notizie, una Una- bella e una brutta. Sì, le dico, le ho portato un panino, un hamburger Eh, per migliorare l'ambiente, per l'atmosfera. addolcirla. Sì, e le dico, c'ho due notizie, una bella e una brutta, quale vuoi prima? Mi dice, la bella, volevo fare il prete. E se mi si a ridere mi dice, non lo sarai mai. Poi. E la brutta, parto domani o dopodomani. Allora lì la cosa è diventata seria. Invece guarda, è successo proprio così, siamo andati il giorno dopo, ha conosciuto il ragazzo, ha conosciuto il formatore e mi ha dato la sua benedizione. Papà non c'era a casa, lui ha trovato la sorpresa quando è tornato Non ti ho che io non trovato. c'ero più, Eri già andato via. ero già andato via. Quando sei arrivato in Italia invece? Sono arrivato 20 anni fa, proprio per una borsa di studio che manco mi aspettavo di vincere e sono arrivato a questa bellissima terra. Dove sei arrivato? In quale città? La mia prima esperienza l'ho fatta ad Anagni, pochissimo tempo, poi Roma. A Roma. Roma. Vediamo su Roma se già abbiamo qualcosa. Roma non fa la stupida stasera. Mamma mia, che bella. Dammi una mano a fare e dite sì. Scegli tutte le stelle più brillarelle che c'hai e un friccico di luna tutta per noi. Prestami il ponentino più malandrino che c'hai. Roma, Reggio e Boccolo stasera. Ho fatto un'eccezione per te. Grazie, grazie. Perché hai detto che sei andata a spirciare nelle mie cose, tutte le Sì, canzoni. sì, È la che storia di un amore. meraviglia. Mamma mia. Proprio bello, bello, bellissimo. Quando hai visto Roma la prima volta, No, ti giuro. che cosa è successo? Ma più che me, mio padre si è messo a piangere. Perché sei arrivato con loro? tu No, a però Roma? dopo tanto tempo, con molto sforzo, sono riuscito a farli venire. Eh. E mio padre, anziano ormai, camminava per le strade del Colosseo e ha cominciato a piangere come se fosse un emozionato? bambino. Mm. Dico, ma che è successo? E mi dice, figlio mio, io questo lo vedevo solamente, manco nelle foto, nei disegni, quando ero piccolo. E calpestare queste pietre oggi, ti giuro che mi ha dato un'emozione unica. E quindi questa cosa a me mi ha lasciato proprio senza fiato quando l'ho visto, perché un uomo di altri tempi, un uomo semplice, un uomo di terra, un uomo che lavorava. Esprimere in questo modo un'emozione era difficilissimo e lui in quel momento ha aperto il cuore. Come facevi ad avere contatti con loro? Ogni quanto andavi? Quando sono arrivato, io intanto sono andato solamente 3 volte in Colombia. La prima volta appena dopo poco arrivato e adesso dopo 20 anni. Se andiamo velocemente con le foto, Sì. perché il tempo purtroppo Stringe. è tiranno, però io volevo far vedere, qui sei con un gruppo, non Piazza so. de Spagna lo facciamo una volta al mese, Mm-mm. andiamo a suonare la chitarra per i turisti, musica di chiesa per evangelizzare. Quindi cantiamo in spagnolo, italiano, Con ritmi inglese, latini quello che ovviamente? viene. Con ritmo latino? Con ritmo latino e con ritmo carismatico, è una cosa molto bella e c'è spazio per tutti. Beh, è bello, questa apertura mi piace molto perché Sì. così si avvicinano le persone, Sì, altrimenti sì. le persone si allontanano con i modi aggressivi e freddi. Poi questa Spesso si cosa è portano che da devo un'altra andare a parte. cercare il prete nella chiesa ormai. Il prete deve scendere Sì, in sì. piazza, Noi siamo tra la uno, gente. come tutti. Mi sembra giusto. Andiamo con un'altra foto. Mm. Qui sei
Un'altra mia cosa che mi piace molto è un supereroe. La cosa dei costumi. Che stavi facendo qui? Lì ero in Grecia. Ero andato a visitare un fratello, la sua missione, e quel giorno per puro caso abbiamo trovato la moto con lo stemma di Superman e io avevo la maglietta apposta, quindi hai detto questa è la mia, adesso, è il mio cavallo. Certo. Andiamo con un'altra foto. Adesso arriva una foto. Chi sono queste persone? Quello che sta da questa parte facendo così è uno dei cantanti di musica salsa più riconosciuti in Latino America. Perché tra le altre cose... E dici il nome perché adesso non vorrei fare una gaffa. Si chiama Wilson Mangioma. Beh, non lo conosco, salsa, quindi adesso me lo andrò a guardare sicuramente. E ogni anno d'estate facevo la festa per la comunità latinoamericana, quindi portavo artisti di là, le facevo cantare e con lui particolarmente abbiamo fatto un sacco di concerti. Lì siamo in Spagna perché abbiamo fatto un giro e io facevo il manager, il prete manager. Quindi arrivavamo alle stazioni di radio per la presentazione dell'artista e diciamo: ma tu chi sei? Tu sei il parroco, il confessore? No, io sono il manager. Beh, tu sei una persona attivissima. Questo c'è poco da fare, su questo non ci sono dubbi, su qualsiasi cosa tu ti muovi. Era bello. Sei proprio presente in prima linea. Andiamo con un'altra foto. E qui dove sei qui? In Colombia? Qua a Roma. Ah, sei a Roma con un costume. Questo è il costume colombiano? Il costume tipico della cumbia. E quindi con il tricolore, una cosa molto bella che abbiamo fatto l'anno scorso. Che cosa hai fatto? Che cos'è? Che avvenimento era sempre una festa, però abbiamo portato artisti, ballerini che sono qua in città, però abbiamo portato anche artisti che venivano in gira per tutta Europa. Guarda, siccome abbiamo un minuto, vediamo se c'è un'altra foto, ma non mi ricordo se c'è perché mi sono un attimo persa ad ascoltarti. Guarda la mesa che celebriamo sempre all'aperto, niente chiese, niente mura. Villa Panfili quasi tutte le domeniche ci trovate lì. E noi veniamo. Si celebra la messa, si mangia ma e poi si balla. Ma non solo lì, perché io ti terrò anche nel blocco finale con il nostro caro amico Pietro Vanessi, il nostro vignettista, perché dobbiamo promuovere uno spettacolo che state facendo insieme. Dunque, non solo vescovo, non solo parola di Dio, non solo vicino alla gente, ma anche attore. Attore, sì. Autore. Come ti dobbiamo dire tutto, perché il tempo è finito, ho pochi secondi. Sei Miguel. Miguel e basta. Però Luis Miguel ci ricorda anche un cantante. Luis Miguel ci ricorda il cantante. Grazie Miguel allora per essere stato qui con noi, è stato veramente un piacere, ci vediamo più tardi. Ci vediamo dopo la pubblicità.